Amici del basket, la più cordiale buonasera dal Palaruggi di Imola, la 25esima giornata del campionato di Lega 2 Silver. 6 giornate alla fine, Imola ne avrà 4 in casa di queste 6. Andrea Costa Imola che questa sera ospita per la prima delle 2 gare interne consecutive il basket Recanati, una partita che per Imola non dice granché, essendo la squadra di coach Giampiero Ticchi già matematicamente salva, e non avendo più, se non per qualche piccolo residuo legato alla matematica, speranze di poter arrivare fra le prime 4 e di conseguenza entrare nel lotto delle squadre partecipanti ai playoff. Al di là di tutto, comunque vi invitiamo a rimanere in questa telecronaca perché sono tanti i temi di questa partita, anche perché tante cose sono cambiate dall'ultima gara interna che vi abbiamo commentato, che risale a oltre un mese fa. Come sempre vicino a me c'è Alessandro Salvini di delebasket.com, a cui diamo l'onere e l'onore di presentare questa partita. Ciao a tutti e buona partita. Prima di tutto, sì, hai già un po' anticipato i temi di questo match. Sicuramente Recanati si deve ancora guadagnare la pool playoff. Imola è molto lontana da questo obiettivo, però ovviamente deve onorare il campionato. Di positivo è che coach Ticchi può sicuramente mettere alla prova i suoi ragazzi in virtù anche in forza del suo biennale, tanto per vedere quali di questi il prossimo anno potrebbero rientrare per l'Andrea Costa a giocare ancora con la maglia biancorossa. Effettivamente questo è un po' l'obiettivo della società, che ha chiesto massimo impegno fino alla fine del campionato, e insomma non potrebbe essere altrimenti, oltre naturalmente che richiedere alla squadra un platonico obiettivo, cioè quello di arrivare all'interno delle prime 8 squadre al termine del campionato. Imola in campo con Franco Busciati col numero 7, il 10 De Nicolao, l'11 Maganza, il 12 Prato, il 33 Jesse Perry. Risponde la squadra marchigiana con il numero 3 Isaiah Sykes, il numero 8 è Attilio Pierini, il numero 10 è Dimitri Lowers, con l'11 Diego Terenzi, e con il 42 William Mosley, uno dei giocatori più atletici di questa Lega 2 Silver. Il primo canestro dell'incontro è da parte di Isaiah Sykes, giocatore con la maglia numero 3, nativo di Detroit nel Michigan, classe 1991, la prima esperienza europea dopo essere uscito dall'Università di Orlando. Sono passati quasi 2 minuti dall'inizio del match, Imola deve ancora trovare il feeling con la retina, ci prova Prato, prende il lato destro dell'attacco di Recanati, sbaglia, doppio rimbalzo offensivo, prima da parte di Maganza, poi da parte di Jesse Perry, che si fa largo nel traffico. Primi 2 anche per Imola ad opera di Jesse Perry. Fra i temi dell'incontro c'è certamente il tentativo di Imola di cancellare il KO dell'andata, e al di là di tutto per Imola il tentativo di ritrovare la vittoria dopo le 2 sconfitte consecutive a Reggio Calabria e a Roseto. Il primo numero della partita è questo affondo nel cuore dell'area da parte di Franco Busciati, che ha eluso anche il tentativo di stoppata della difesa di Recanati. Grande velocità da parte del giocatore che viene inserito in quintetto al posto di Anderson. Sì, ricordiamo che Anderson ha avuto qualche problema nei giorni scorsi con la propria famiglia negli Stati Uniti. Sicuramente non è nelle condizioni di testa per poter reggere questa partita, ma sicuramente coach Ticchi lo metterà in campo. Imola è partita abbastanza bene, sta difendendo piuttosto bene. Quello che deve fare questa sera è sicuramente proteggere sotto canestro. Nelle ultime partite ha avuto tantissime difficoltà, stasera c'è un cliente molto tosto, molto duro, quel Mosley che all'andata ci fece vedere i sorci verdi. Dicevamo che Imola è attesa da 2 gare interne consecutive, oggi contro il Recanati e domenica prossima contro un'altra formazione che si affaccia sull'Adriatico come Chieti. 4-2 vantaggio Imola a 7 minuti e 10 secondi dalla fine del primo quarto, dunque gara che è nelle sue fasi iniziali. Primo pallone servito sotto per William Mosley, che si alza e tira dalle tacche, l'errore, rimbalzo conquistato da Sykes, che segna il suo 4º punto. Giocatore che ha rinunciato ad offerte dalla Cina, Francia e Germania per scegliere Recanati. Questa ala piccola, alla prima esperienza europea
vuole palla sotto Busciati, marcato da Dimitri Lowers, il pallone viene invece servito nelle mani di De Nicolao che la riceve a Maganza dai 5 metri, la conclusione è centrata da parte di Marco Maganza. Sykes per il rimbalzo, mentre Bartolucci si mette sul cubo dei cambi, pronto per il cambio. Evidentemente coach Ticchi vuole minuti di riposo per Marco Maganza che non è entrato in partita. Un paio di rimbalzi concessi agli avversari e qualche errore da sotto di troppo. Marco Maganza prende la via della panchina. In campo Andrea Bartolucci, Ticchi non lo guarda neanche, adesso gli dà qualche indicazione, come sempre molto teatrale il nostro coach, che ora sta dando un po' spiegazioni a Maganza, che dopo appena 3 minuti e mezzo si siede sul pino. 4 pari, ecco Lowers, giocatore di comprovata esperienza del basket italiano, il belga di passaporto italiano per via delle origini, insomma, tricolori della mamma e della nonna. Va dentro proprio Lowers, la stoppata di Perris, accende la lotta per il pallone, la riceve Andrea De Nicolao che si butta dentro e poi va a sbagliare proprio l'appoggio a opera della stoppata di Terenzi, Francesco De Nicolao, e arriva puntuale come un orologio svizzero la tripla da parte di Dimitri Lowers, giocatore classe 1979, dunque di comprovata esperienza, abbiamo detto nativo di Liegi, bombardiere l'anno scorso nelle file di Montegranaro in Serie 1 con coach Recalcati, protagonista di una grande finale di stagione, un giocatore che, pensate, detiene il record di triple segnati in un minuto con 18 triple in un minuto. E proprio De Nicolao risponde alla tripla del 7 pari. Ricordiamo anche la notizia che è arrivata nel corso delle ultime settimane, vero Alessandro, che coinvolge proprio Francesco De Nicolao. Sì, Francesco è stato convocato nella nazionale sperimentale di Coz Dal Monte, sicuramente farà un paio di giorni in quel di Roma, nel quale si allenerà con i prospetti più interessanti del panorama cestistico italiano di giovani. Volevo solamente segnalarti un attimo la difesa di Dimitri Lowers su Franco Busciati, assolutamente, se riuscite, controllate, perché è tutto un programma. Sicuramente c'è dell'esperienza da vendere, mani addosso, gli sguardi che si lanciano entrambi i giocatori sono fantastici. Abbiamo varcato la metà del primo quarto, punteggio di parità sul 7 pari, ancora non si è visto Mosley con le sue schiacciate devastanti e spesso protagonista delle highlights, le migliori azioni del campionato di A2 Silver. Ha tanti errori dal campo nel frattempo per il veterano della squadra Attila Petrini, giocatore alla 12ª stagione in maglia Recanati, con cui ha vissuto tutta l'epopea dalla Serie C1 fino alla A2 Silver. Parlavamo di difesa di Lowers su Busciati, un po' di acro studio da parte di Lowers. Diciamo che sono due giocatori che dal punto di vista dell'accentuare i contatti sono maestri. In questo caso Lowers, come detto, esagera un po' il contatto subito da Busciati, che non è d'accordo con la decisione arbitrale. Primo fallo dell'incontro fischiato all'albanese di Imola. A 4:33, Recanati ancora con la palla fra le mani. Terenzi a portare palla, serve Mosley, lontanissimo da canestro, si incolla lui Jesse Perry. Esce Lowers, la marcatura è con Kenneth Arneson che nel frattempo è entrato in campo. Sykes si snoda sulla linea di fondo, subisce il fallo da parte di Patricio Prato. Semplice rimessa a lato per la squadra di Recanati, che in classifica viaggia nelle posizioni alte, e Imola contro le squadre che sono davanti in classifica ha spesso fatto molta fatica. Vediamo un po' se arriva una bella vittoria questa sera. Ricordiamo anche che Imola in casa ha perso solamente contro Megna e contro Ferrara, dunque tra gli obiettivi di questa sera c'è anche quello di mantenere la fama del Pallaruggi semi inviolata, perché sono poche le squadre che sono cadute qui dopo 11 gare. Imola ne ha 9 vinte e 2 perse al Pallaruggi. 4 minuti, punteggio molto basso, è 7 pari. Busciati a portare palla, vuole uscire Prato, ecco, riceve il pallone, poi serve il pallone nelle mani di Anderson che si alza e tira da 2 punti il canestro da parte di Carvel Anderson. Imola a segno con 4 giocatori diversi. Sì, mani assolutamente ghiacciate sino adesso, 3 su 12 per Imola, 3 su 9 per Imola mi sembra, e 3 su 12 per gli avversari, per Recanati. Vediamo, adesso è un'altra tripla dell'ex Forlì e Antonio, però
Imola ha provato anche a partire in contropiede, ha fatto una gran fatica in precedenza, la difesa schierata, ma anche con la difesa schierata non è facile, perché è una squadra assolutamente rognosa questa delle Marche. Prende l'iniziativa Bartolucci, fallo di Elantonio non fischiato, che si è messo sulla linea di corsa del giocatore marchigiano. Libero prende la tripla e non poteva non segnare Diego Terenzi. È la seconda tripla dell'incontro per Recanati, che si porta a condurre 10-9. Un po' lento l'attacco Imola di questa sera. Anderson scambia con Busciati, movimento in uscita dai blocchi di Prato, che poi alza la parabola, mano sinistra, bel canestro da parte di Patrizio Prato, e sono 5 giocatori diversi a segno per Imola negli 11 punti segnati. Gara molto veloce e piacevole. In campo c'è come detto il forlivese, l'ex forlivese Giacomo Eliantonio. Lui in realtà è nativo di Terni, dunque giocatore imbro, che proprio con la squadra umbra ha vissuto i primi passi nel settore giovanile, dove poi ha riscosso l'interesse della Mensa Nansena, dove è rimasto fino al 2006, vincendo poi tutti i campionati con le 3 file giovanili in terra toscana. Giocatore che poi ha militato in Lega 2 a Iesi, Scafati, Rimini, come detto Sant'Antimo, Barcellona, l'anno scorso a Forlì, dove giocava non tantissimo, con percentuali assolutamente risibili. Allora entra in campo Hassan al posto di Prato, l'autore dell'ultimo canestro imolese. 11-10 il punteggio a 2 minuti e 37 secondi. Fra i temi della partita, lo hai ricordato tu Alessandro, il fatto che comunque Recanati è una squadra che ha ancora obiettivi, perché si trova alle soglie della zona playoff, e dunque questa vittoria per la squadra di Recanati è quanto mai fondamentale. Recanati tra l'altro reduce da una bella vittoria casalinga in quel di Ferrara. Viene ignorato Hassan, che era libero nell'arco, viene servito in questo momento, marcato da Sykes. Vuole palla Jesse Perry, trova il modo di servirlo, ma c'è l'infrazione di piede da parte della difesa di Sykes. 2 minuti e 12 secondi sul cronometro, sempre 11-10 il punteggio. Rimessa di Busciati, va a servire Jesse Perry fuori dall'arco, la vuole rendere, ma la difesa di Terenzi è buona su Busciati. Allora Perry si metterà da solo contro Mosley, vede il varco per il passaggio per Norman Hassan. Ecco un altro giocatore che a mio buon vedere l'anno prossimo può far comodo a Imola. Sì, lui stesso ha già dichiarato che a Imola si sta trovando bene, e con Coach Sticky sta crescendo, sta migliorando nel suo gioco. Sicuramente è un giocatore che si sta guadagnando la fiducia anche per la prossima stagione. Del Greco, Comastri e Goberti, il trio arbitrale chiamato a dirigere questa partita, un po' beccato dal pubblico imolese per insomma avere un po' fischiato un po' troppo a Imola e un po' poco alla squadra ospite, che si trova sotto di 4, 14-10 a poco meno di 100 secondi dalla fine di un primo quarto che, come detto, è scivolato via in maniera molto fluida. Bartolucci contro Eliantonio, arresta il palleggio, ritmo un po' basso dell'attacco imolese, servito il solito Perry, marcato da Mosley. 2 fanno a sportellate, sono 2 baby centri. Il fallo prima del tiro però per Mosley. Si grava del secondo fallo il nativo della Louisiana, soprannominato Old School dai tempi del college, giocatore che si è convertito al basket, pensate, a solo 18 anni, cioè solo a 18 anni. Altro fallo della difesa, questo è di Deliantonio. Recanati spende un'altra penalità, ma ancora non siamo in bonus. 1:15 dalla fine del primo quarto. Sykes l'anno scorso era Ferentini a 2 gol, 9,5 punti con il 63% dal campo e 6 rimbalzi, oltre che a numerose schiacciate. Perry rischia di incespicarsi, è costretto ad arrestare il palleggio. 6 secondi per il tiro, Busciati inventerà, anzi serve il pallone per le mani di Perry, tiro un po' improvvisato, corto, rimbalzo conquistato nelle mani di Anderson, che si arretra per il tiro da 2 punti.
Carvel Anderson arriva a quota 4, primo giocatore imolese a segnare 2 canestri dal campo. Imola va sul +6, 16-10. Poi però è un po' pigro il rientro in difesa degli imolesi, è costretto a spendere il fallo proprio Carvel Anderson. Permetterà 2 tiri liberi alla giovane Diego Terenzi, un classe 95, 20 anni, per questo play di 190 cm. Con Recanati che non segna da un paio di minuti e continua a non farlo perché sbaglia il primo tiro libero. La squadra ospite 7-0 al parziale aperto di Imola, che in una partita a punteggio basso può sorridere per questo disavanzo. Primo punto dell'incontro dalla lunetta per gli ospiti, quarto punto per Terenzi che in precedenza ha messo la tripla. Imola avanti di 5, 16-11. Anderson proprio contro Terenzi, chiama schema pugno laterale, va da Bartolucci, si butta dentro Bartolucci con coraggio, poi va a sbagliare l'ultima cosa, la rimbalzo conquistato da Giacomo Eliantonio. Sykes sbaglia ancora, un po' di confusione in campo, vuole correre Busciati, pallone per l'accorrente Bartolucci che può essere il pallone dietro la schiena, non propriamente l'azione migliore. Dall'altra parte si corre molto e anche Sykes decide di andare al contatto con il canestro. Sesto punto per Isaiah Sykes, ultimo attacco Imola con 5 secondi sul cronometro. Andrà Anderson che va fino in fondo, alza la parabola, pallone corto, non ci sono falli su di lui, finisce 16-13 il primo quarto di Andrea Costa Imola contro Basket Recanati. Un primo quarto bruttarello con le due squadre che sono comunque andate a braccetto. Imola ha provato il primo a lungo sul 16-10 e chiude i primi 10 minuti sul +3. In campo per il secondo quarto di Andrea Costa Imola Basket Recanati, con Ticchi che sceglie di far rimanere in panchina Marco Maganza, affidandosi ancora ad Andrea Bartolucci che ha vissuto un po' di tempo fuori dal parquet, a cavallo fra il girone d'andata e quello di ritorno. Mamma mia, palla persa da Norman Hassan e poi arriva il fallo da parte di Anderson che poi permette il canestro da parte di Sykes. Beh, insomma, non poteva aprire peggio il secondo quarto Imola, che in 3 secondi perde palla sulla rimessa, permette un canestro e commette anche un fallo. Era difficile cominciare peggio, Alessandro. Purtroppo nell'ultimo minuto giocato del primo periodo e in questi primi 3 secondi si è visto veramente quanto di brutto si era visto in trasferta in precedenza da parte di Andrea Costa, cioè errori facili da sotto canestro, poca difesa e veramente situazioni molli. Speriamo che sia solo un momento passeggero. Anderson, che aveva buone percentuali al tiro, sbaglia in questa occasione la tripla, la sua prima tripla dell'incontro. Corre la squadra di Recanati, mamma mia, bella azione, bellissimo assist con Eli Antonio che trova un gran passaggio per William Mosley, segna i primi 2 dell'incontro. Lo spettacolare giocatore di Recanati che passa avanti rispondendo al 7-0 imolese con uno 0-7 esterno ancora aperto, 9-21 all'intervallo lungo. Sbaglia Urca, sbaglia Pere, poi cade malissimo Mosley. Per fortuna nulla di grave per lui. Qualche protesta, ma insomma Mosley mi sembra caduto assolutamente da solo, poi ha perso palla come conseguenza della sua caduta. Busciati riceve sotto canestro, si muove benissimo Busciati, peccato per l'errore, poi commette un fallo su Eli Antonio, peccato per il secondo fallo di Franco Busciati. Si alza dalla panchina anche Giancarlo Sacco, che è uno degli allenatori sicuramente più blasonati della 2 Silver, ce lo ricordiamo a Pavia e a Rimini. Giancarlo Sacco che ha fatto molto bene quest'anno. Numero di Mosley ispirato da Eli Antonio, grande cosa da parte della squadra di Recanati. 4 di Mosley che comincia a far vedere un po' di spettacolo, che è quello che poi il pubblico da ambo le parti vuole. Tra l'altro la squadra ospite è seguita fin qui da un nutritissimo
gruppo di tifosi. È vero che la trasferta comunque lo permetteva, essendo le due città relativamente vicine. Va a sbagliare Sykes, ma sotto canestro si fa qualunque cosa, recupera il pallone Eliantonio, che fa il bello e il cattivo tempo sotto canestro. Imola si è liquefatta, 12-0 il parziale per Recanati, 11-0. L'Andrea Costa ha ripreso giocando praticamente da soli, individualmente, non giocando di squadra. Hanno provato ad abbozzare una difesa un po' a tutto campo, ma purtroppo è stato un pianto. Poi è uno spettacolo vedere questi alley-oop e questo salto incredibile di Mosley, però sicuramente il pubblico di Imola vorrebbe vedere anche qualcos'altro, non solo questo tipo di spettacolo. Come detto, la squadra di Recanati nelle ultime stagioni ha fatto certamente ottime cose. Una passione soprattutto ispirata dal presidentissimo Giuseppe Pierini, che è il suo 8° anno di reggenza, l'uomo della svolta, traghettatore che ha segnato la storia della società marchigiana, portandola dalla Serie C1 nell'anno 2008 fino a questa A2 Silver, e di conseguenza l'anno prossimo, se non cambierà niente, alla nuova A2 unica, che tra l'altro la squadra del basket Recanati potrà disputare fra le mura amiche del Pala Cingolani, che a dispetto dei suoi 1000 rotti posti rispetto ai 2000 previsti dalla normativa, dalla legge della Lega 2, potrà ottenere la deroga anche per la stagione 2015-2016. Dunque buone notizie per i tifosi della squadra del presidente Pierini, che tanto entusiasmo sta mettendo per questa squadra. Anderson dimostra che nonostante il lutto familiare vuole continuare a essere un fattore per questa Imola. Vuole l'altro alley-oop per Mosley, questa volta Terenzi. Mosley che riceve e subisce il fallo. L'Andrea Ionetta per 2 tiri liberi per effetto del fallo di Maganza, che è rientrato in campo ma si è fatto notare solamente per questo fallo speso. Ottimo rimbalzista su entrambi i lati del campo, nonostante sia un pivot di appena 203 cm, che però sopperisce alla grande grazie all'elevazione clamorosa. Stoppatore e rimbalzista importante, giocatore che ne è stata declinato le offerte dell'Argentina, accettando quelle di Recanati. Ricordiamo che ha militato anche in Lega 2, prima con Bologna e poi con Ferentino, ma è sicuramente stato quest'anno l'anno della svolta, perché è uno dei giocatori più prolifici, come detto, oltre che più spettacolari del campionato. Mosley ha messo uno dei 2 tiri liberi. Dall'altra parte risponde il canestro di Andrea Bartolucci, che si aiuta col tabellone e segna i primi 2 punti dell'incontro. Siamo 20-22, vantaggio esterno di Recanati. Eliantonio si alza in punto per la tripla di autorità. Giacomo Eliantonio, che da 3 punti non viaggia certamente con percentuali clamorose in tutta la carriera, anzi il Ternano non vive proprio delle percentuali le sue caratteristiche migliori. Il lituano, come veniva chiamato in quel di Siena negli anni delle giovanili. Maganza si fa spazio, ma Maganza questa sera ha un atteggiamento che non ci piace. Attenzione a Sykes, riceve ancora Mosley, che non deve far altro che appoggiare a canestro l'ottimo alley-oop da parte di Isaiah Sykes. Ma la facilità con cui Recanati sta cominciando a segnare è incredibile. Dal 9-10 del 7° minuto al 14° Recanati è sul 27-20, ha segnato 17 punti in 7 minuti. Alza la parabola Anderson, pallone lungo, rimbalzo conquistato da Terenzi. Lowers dietro la schiena per Sykes, attenzione, questa volta arriva la stoppata di Maganza sul tentativo d'appoggio di parte di Sykes. Corre Imola, lo fa con Francesco De Nicolao, ecco Anderson, scambia con De Nicolao che non ci pensa, spara la tripla corta, rimbalzo in cielo per William Mosley. Attenzione, c'è Sykes per terra che si tocca il ginocchio. Hai visto qualcosa, Alessandro? Ma sembra che sia caduto male col ginocchio, abbia preso una botta nella confusione praticamente in area. Ci sono state delle spinte un po' da parte di tutti. Per fortuna adesso sembra che riesca a camminare da solo
quindi per ora andrà in panchina, vediamo se rientrerà di nuovo, ma a mio avviso rientrerà nel secondo tempo. Al suo posto entrerà Ousmane Gueye con il numero 44, il giocatore italiano, classe 1982 di 192 cm, mentre Sykes va in panchina fra gli sguardi preoccupati di tutto lo staff e dei componenti della panchina di Recanati. Squadra bianco-blu che al momento si schiera in campo proprio con Gueye, Mosley, Terenzi e Liantonio, e ci sarà un cambio non accordato dagli arbitri. Rimane in campo con il numero 9 Andrea Gurini, con Lawyers che era già pronto per entrare in campo. Imola è con De Nicolao, Anderson, Hassan, Maganza e Bartolucci. 6-11, 27-20 il vantaggio da parte di Recanati. Eliantonio per la rimessa, seguito proprio Andrea Gurini, varca la metà campo Eliantonio in palleggio, poi si apre per Terenzi, sotto per Eliantonio che rischia di perdere il pallone, fuori per Andrea Gurini che si alza per la tripla. Ancora un canestro da 3 punti per Recanati con la tripla da parte di Gurini. Imola che tira male dal campo con 9 su 27. 4 su 8 invece dall'arco per la squadra ospite che è avanti di 10. Pensate, Imola era avanti di 6 sul finire del quarto, quindi questo significa che c'è un differenziale di 16 punti e il parziale di quelli incredibili. 4-20 il parziale aperto per Recanati. Gueye fuori dall'arco, poi attacca il canestro, subisce il fallo da parte di Carvel Anderson. Evidentemente Alessandro è anche un gioco di motivazioni, inutile negarlo. Imola di motivazioni concrete non ne ha più, se non certo voler chiudere bene davanti al proprio pubblico, soprattutto al cospetto di squadre importanti, perché ricordiamo che deve ancora arrivare Chieti, Ravenna e Treviso. Però insomma a salvezza già acquisita e a pancia piena c'è l'interesse della squadra certamente di far bene, però insomma tutta un'altra cosa rispetto alle ambizioni di Recanati. Pensandoci adesso, pare che Recanati sia entrata in campo nel primo quarto addormentata, perché praticamente viaggiavano alla velocità di un terzo di questa, e nel secondo tempo hanno assolutamente stretto in difesa e stanno giocando molto bene. Imola da par suo ha provato a difendere a tutto campo, a rubare qualche pallone, ma sta facendo una fatica incredibile assolutamente a giocare contro questa difesa di Recanati. Poi soprattutto Mosley, l'emblema è Mosley degli avversari, che è in campo con 2 falli dal quinto del primo parziale, è sempre rimasto sul parquet, ma non si è riusciti a fargli fare il terzo o comunque a sfruttare sotto canestro il fatto che potesse non difendere così forte. Sbaglia il primo, nativo del Missouri, St. Louis, Jesse Perry, ala del 1989, protagonista di una buona stagione a Imola, il giocatore da confermare per l'anno prossimo. 3 di Jesse Perry che interrompe un po' il parziale di Recanati, va fuori Mosley accompagnato dagli applausi del pubblico giallo-blu, entra in campo con il numero 12 Lorenzo Galmarini, un altro ventenne in forza a questa giovane squadra marchigiana. Siamo alla metà del secondo quarto, 30-21, comandano gli ospiti. Gueye che si alza per la tirpa, ma l'errore per il giocatore veronese. Pugno laterale chiesto da Francesco De Nicolao, marcato proprio da Gueye, dentro De Nicolao, alza la parabola, sbaglia, poi va al rimbalzo, l'ultimo tocco è da parte di Gueye. Va fuori Perry, rientra Maganza, la speranza è che possa fare meglio, zoppica un po' Jesse Perry che sembra aver preso un colpo, attenzione. Evidentemente ha preso una botta al piede, mi dice Alessandro. Speriamo, ho visto una botta al piede.
Ha tolto la scarpa e adesso attualmente col ghiaccio. È lo stesso piede che ha avuto già dei problemi in precedenza, che è stato fuori quasi 2 mesi. Speriamo che non sia niente di grave, che non si stia riacutizzando il dolore che ha avuto da metà ottobre fino a dicembre inoltrato. Va dentro Gheie, perde palla, il recupero da parte di Hassan che va in contropiede per la schiacciatissima, appena appoggiata. Quinto punto per Norman Hassan che fa seguito alla tripla. Con questa schiacciata, buon recupero da parte di De Nicolao che costringe Terenzi al fallo antisportivo. 2 buoni recuperi per Imola. Riaccendono la luce. Saranno 2 tiri liberi per Francesco De Nicolao, grande recupero proprio scippando il pallone dalle mani di Terenzi a centrocampo con fallo antisportivo conquistato. Sì, ora Recanati ha una squadra molto più giovane in campo e in effetti Giancarlo Sacco ha capito subito il problema dei suoi e ha rimesso in campo anche Dimitri Lowers, però bene per Imola, bene soprattutto per Nicolao che nel primo quarto era partito molto bene, poi il coach l'ha rimesso in panchina. De Nicolao che in questo girone di ritorno sta giocando molto bene, ha preso soprattutto sicurezza dei propri mezzi, la cura di coach Ticchi, anche gli urli di inizio anno gli stanno facendo molto bene. (24-30). Meno 6 per Imola, palla in mano, 1 su 2 solamente per Francesco De Nicolao. Il padovano va a subire il fallo Prato, il fallo è commesso da Gurini. 2 squadre che non si stanno risparmiando in questo secondo quarto, tanti falli fischiati dagli arbitri, partita che si è fatta un po' più spezzettata. 2 liberi nel frattempo per Patrizio Prato. Fa doppietta Prato, quarto per lui. Il miglior marcatore di Imola è Anderson a quota 6, seguito da Hassan a 5. Per gli ospiti 8 di Sykes e 6 di Diego Terenzi. Si è visto invece poco Lowers, a parte una tripla iniziale. Passi ora da parte di Antonio che qui a Recanati sta trovando il minutaggio che è un po' mancato negli ultimi anni, giocatore che era una promessa in quel di Rimini, poi non ha brillato né a Sant'Antimo né a Barcellona né a Forlì. Giocatore del 1988, dunque 27 anni per lui, che ha ottenuto tante convocazioni in gioventù con l'Under 16 e l'Under 18, 9 anno di attività tra Lega 2 e Silver. Sbaglia ancora Imola, ecco Lowers in angolo, si alza e spara la tripla. Lowers sbaglia ed è già di per sé una novità. Ribalzo conquistato da Gurini. Gheie, siamo già dall'altra parte, manovra palla per linee esterne. Il basket Recanati con la marcatura di Imola che sembra mettersi a zona. Lowers spara ancora, lo sa fare bene. 6° punto per Dimitri Lowers, tra l'altro fidanzato con una campionessa di beach volley, Greta Cicolari, giocatrice che ha disputato anche le ultime Olimpiadi a Londra. Prova ad alzare la parabola dal 3 punti Norman Hassan, l'errore. Recanati più 7, 33 a 26 a 2,44. E Antonio prende la tripla libero, sbaglia ancora. Rimbalzo conquistato da Marco Maganza. (33 a 26). Esce e riceve Anderson in punta, vuole il servizio per Prato che si muove marcato da Gurini, arriva a blocco da parte di Maganza. Siamo ancora fuori con Carvel Anderson. 2 secondi per il tiro, prova ad alzare la parabola, va a segno. 8 di Anderson con 4 conclusioni da 2 punti. Spende un fallo un po' sciocco Norman Hassan a centrocampo. Fallo che costa 2 tiri liberi. Ecco qua, uno dei falli più inutili direi, Alessandro.
perché è venuta a metà campo con bonus già esaurito. Sì, però era un minuto abbondante sicuramente, che le squadre correvano da una parte all'altra del campo con azioni che duravano veramente pochi secondi e poi tiravano da 3 punti. Però il primo quarto è stato molto veloce, il secondo invece tantissimi falli, tantissimi anche errori, palle perse da ambo i lati. Adesso ci sono 2 tiri liberi, con Recanati avanti di 6, 34-28, 2 minuti e 10 dall'intervallo lungo. 28 per Imola, 35 per il basket Recanati, ultimi 120 secondi, pallone nelle mani di Anderson, palleggia arresto e tiro di Anderson che sbaglia, fallo non visto su Mosley, Maganza recupera questo pallone di esperienza, poi però non ne approfitta Norman Hassan che sbaglia la seconda tripla da relativamente libero. Lowers, il pallone in possesso del giocatore nativo di Liegi, arresta, si va da Eli Antonio sotto per Mosley che riceve e poi arriva la stoppata da parte di Marco Maganza che si accusa del fallo, forse tanta palla ma anche un po' di mano. Mosley avrà 2 tiri liberi. Mosley che nel 2011 è stato purtroppo protagonista, suo malgrado, della terribile lutto, la morte dei figli gemelli di appena 1 anno per problemi respiratori, figli a cui dedica ogni partita. Mosley arriva a 7, porta avanti di 9 i leopardiani, 37-28, siamo ultimi 90 secondi, vede il pertugio De Nicolao, dentro Francesco De Nicolao, con fiducia. Queste cose inizio stagione non le faceva ma le aveva sempre avute fra le mani e nella testa. Bravo Francesco, 6 punti per lui. Siamo già dall'altra parte, Lowers era pronto per scagliare la tripla ma è arrivato l'intercetto da parte proprio di De Nicolao, poi il pallone arriva nelle mani di Ousmane Gueye, tripla anche per lui. Recanati tira molto bene da 3 punti, 40-30, 10 punti di vantaggio. Imola che deve provare a rintuzzare il disavanzo, ma l'attacco sembra abbastanza confuso, riceve Busciati, un po' di finte per disorientare Gueye, fallo di piede per il numero 44 di Recanati. Fuori ancora Mosley, in campo Lorenzo Galmarini. Stanno dimostrando, adesso Recanati sta dimostrando sicuramente di essere una squadra più in forma dell'Andrea Costa, di avere più motivazioni. Tu prima parlavi proprio di questo, delle motivazioni. Imola ci sta provando, sta girando anche le difese, sta cercando di esperienza come Busciati in questo caso a trovare delle buone conclusioni. Però obiettivamente, ad essere sinceri, sino adesso hanno fatto vedere un'ottima pallacanestro Recanati. Non è ancora in bonus Imola, il fallo subito da Busciati non costerà tiri liberi, va fuori proprio Lowers. Rientra in campo Diego Terenzi. Ticchi che chiama schema, 40-30, 38 secondi. Imola ne ha 14 per il tiro. La finta da parte di Hassan, fallo su Maganza. Partita veramente molto spezzettata in questo secondo quarto. Pilonetta Marco Maganza per 2 tiri liberi. Sbaglia il primo, ancora Secco, Udinese. Va col secondo l'ex Matera, ancora un errore. Imola che dalla lunetta anche questa sera non convince. Loias dal palleggio spara da 3 punti, un po' azzardato. Rimbalzo conquistato da Maganza.
Imola potrà andare quasi fino alla fine, non differenziare di 2 secondi fra i cronometri. Prova a gestire Busciati, che almeno vuole provare a mandare i suoi sotto di 8, sotto di 7 all'intervallo. Attacco di Imola con un isolamento per Franco Busciati che va dentro, poi prende la stoppata da parte di Galmarini. Ultimo secondo il tiro per Patrizio Prato che va a segno. Prato segna il suo 6° punto e porta Imola almeno 8, 32-40, ma bisogna fare molto meglio nel secondo quarto per voler cercare di portare a casa la vittoria. Bisogna cambiare marcia, gli avversari sicuramente sono temibili, sino adesso hanno meritato ampiamente il punteggio 40-32. Andrea Costa però ha comunque tutte le forze e gli elementi e le armi per poter giocare molto bene nel secondo tempo. In campo per il secondo tempo di Andrea Costa Imola Basket Recanati. I primi 20 minuti si sono conclusi con il vantaggio ospite di 8 punti, 40-32. Ospiti che hanno tirato meglio da 3, 6 su 14 a fronte del 2 su 9 di Imola, che contrariamente ad altre occasioni si è un po' limitata da 3 punti, ha tirato solo 9 volte. Male da 2, 11 su 28. Non che Recanati abbia fatto meglio da 2, perché ha tirato con 8 su 19, insomma, la differenza l'hanno fatta i tripli fino a questo momento, pari un po' a tutte le altre voci statistiche, anche quella dei rimbalzi 21-20. Imola sotto il 50% ai liberi, 4 su 9. In campo Mosley Sykes, che va a segnare assieme a Pierini, Terenzi e Lowers per la squadra ospite. Imola risponde con il quintetto formato da De Nicolao, Prato, Busciati, Bartolucci e Maganza, dunque senza americani. Ricordiamo che Perry è in panchina con una botta al piede destro. Ovviamente non sappiamo se sarà in grado di continuare la partita. Bel movimento nel frattempo di Prato, deve provare a dare quel qualcosa in più fino a questo momento. (42-34), tutti fermi per un fallo fischiato lontano dalla palla. È il terzo fallo di Patrizio Prato, primo giocatore a macchiarsi della terza penalità. Rimessa per Mosley davanti alla nostra postazione, servito Pierini da Lowers a Sykes. Ecco qua, Mosley se la gioca contro Maganza, poi va fuori a Sykes con questa meccanica di tiro molto lenta, va a sbagliare il rimbalzo di Patrizio Prato. Se è andato il primo minuto dell'incontro. Busciati proverà a dare la scossa, prende una botta, subisce il fallo da parte di Lowers, abbastanza involontaria da dinamica. Non so se Alessandro sia riuscito a sapere qualcosa in più per quel che riguarda le condizioni di Perry. Ma a naso, guardando anche come tiene il ghiaccio, che non ha fatto riscaldamento, sicuramente non rientra. Purtroppo è lo stesso problema che ha già avuto, e già in settimana aveva accusato questo piccolo sintomo da stress. Purtroppo mi sa che per questo match non vedremo più le sue gesta in campo contro Mosley, e speriamo che sia solo per questa domenica. Nel frattempo di positivo, diciamo, per Recanati, che è rientrato il loro americano, che aveva il problema al ginocchio, che ha avuto il problema al ginocchio nel primo tempo. E infatti Recanati ha ripreso il filo del discorso come il primo quarto, come il primo tempo, e ha ripreso a bombardare la retina imolese. Con la tripla di Terenzi che arriva a quota 9, prova a rispondere Maganza col canestro e fallo subito. Primi punti da parte di Marco Maganza. Un po' tipidino il pubblico di Imola, che non si fa sentire per questo canestro del nativo di Gemona del Friuli. C'è un'atmosfera un po' così assopita al Palaruggi questa sera, si fanno sentire più i tifosi di Recanati che quelli imolesi. Bartolucci catechizzato da coach Ticchi. Maganza che mette anche l'aggiuntivo, terzo punto per lui. Nell'intervallo, nel frattempo,
Una bella partita che ha visto protagonisti gli Aquiloppi del 2004, allenati da Max Fiera, giocatori del vivaio bianco-rosso, che nel girone d'andata hanno perso solamente una volta nel loro campionato. Dunque bella esibizione dei appena undicenni giocatori di Max Fiera. Mosley bagga sulla linea di fondo, poi apre per Terenzi che tira all'ultimo secondo, lotta a rimbalzi con Bartolucci che tiene molto bene la posizione. 45-37, vantaggio di Recanati, con Busciati che si butta dentro alla finta, apre, bella azione Imola con De Nicolau che poi tira una palla che viene sporcata dal proprio diretto avversario. Dunque stoppata sul tiro di Francesco De Nicolau. Sykes contro Patrizio Prato, fa spotellate, alza la parabola, grande stoppata da parte di Maganza, che però è sfortunato perché Mosley recupera il pallone dalla spazzatura e schiaccia per la terza volta. 11 punti con 3 schiacciate per William Mosley, più 10 Recanati. La facilità di Mosley nell'andare a canestro. Bartolucci finta da tripla, serve il pallone nelle mani di Busciati, poi subisce il contatto da parte di Lowers che si macchia di un'altra penalità. Terzo fallo anche per il giocatore con la maglia numero 10, che ha una lunghissima stagione da professionista, la 18ª per la precisione, giocato nel suo Belgio, poi alle Manche Digione dove ha vinto il campionato, Teramo dove ha vinto la classifica dei tiratori da 3 punti, poi Scafati con la promozione in A, Virtus Bologna, Varese con Pilastrini la promozione, Avellino in A1 per 3 stagioni, poi Ostenda, Verona e l'anno scorso, come detto, a Montegranaro per questo giocatore 38enne. Bartolucci serve il pallone a Busciati nel momento in cui quest'ultimo sceglie di disinteressarsi del pallone per andare sotto. Altra palla persa in maniera banale per Imola. Rimangono 10 i punti di vantaggio della squadra leopardiana. Sì, purtroppo l'Andrea Costa non riesce ancora a difendere come sa fare, ha già dimostrato in casa e in questo sembra che anche il pubblico ci creda più poco. A mio avviso basterebbe veramente una piccola striscia, anche dello stesso Busciati, un paio di canestri da fuori per rinfiammare questo Palaruzzi che comunque è bello pieno anche questa sera. Fallo in attacco fischiato a Franco Busciati, terzo anche per lui. E rientra in campo Carvel Anderson. e 33. Recanati sta dimostrando di essere squadra da alta classifica grazie a 2 ottimi americani e a un parco di giovani molto interessanti. Ma dentro Gueye si alza, tiro molto difficile per Ousmane Gueye. Entra anche questo, è il massimo vantaggio della squadra ospite, 51-34. Servito Anderson, marcato da Gueye, difende molto bene Recanati. Fallisce ora l'anticipo Terenzi, si infogna un po' nell'angolo la squadra imolese, prova a uscirne De Nicolau che smista dall'altra parte per Carvel, tira da 2 punti, l'errore, rimbalzo conquistato da Sykes. È notte fondi in attacco per Imola che ora spende il fallo in semitransizione per Francesco De Nicolau che ferma Sykes. Sul time out richiesto da coach Giampiero T, che sentiamo un commento anche da Luca Monduzzi del Resto del Carlino. È una partita che sta diventando, intanto buonasera a tutti, scusate, una partita molto difficile per Imola, l'ha iniziata bene, poi alla lunga il gioco globale a tutto campo dei marchigiani, ricordiamo è una squadra che è capace di fare bene dentro l'area con il suo totem Mosley, è un giocatore molto dominante per la categoria, ma capace anche di tirare molto bene da 3 punti con diversi giocatori, e anche se manca il miglior tiratore del torneo Silver che è Zanelli, abbiamo visto come i vari Gueye, Sykes, Lowers, Terenzi hanno colpito più e più volte la difesa imolese. Imola ha tenuto bene, dicevamo, anche in difesa per i primi minuti di gioco, poi alla lunga non ha saputo trovare il modo di reagire. Sicuramente anche le condizioni di Perry, che a questo punto vedendolo col ghiaccio sul piede praticamente dall'inizio del riscaldamento difficilmente potrà tornare in campo. Questa è una difficoltà in più per gli uomini di Ticchi, che forse a questo punto dovrà spremersi parecchio per cercare a sua volta di spremere i giocatori e tirare fuori qualcosa di più, perché sicuramente ci vuole qualcosa di più in questi casi.
Si rientra dopo il time out con quintetti immutati, palla in attacco per la squadra ospite. Gueye prova anche la tripla, pallone sul primo ferro, rimbalzo di Marco Maganza. Imola ha 15 minuti per provare a rimettere in piedi la baracca, il tempo c'è, però per quanto visto questa sera sembra un po' difficile riuscire a dare la scossa, perché la squadra ospite difende molto bene e anche quando si arriva sotto guardate cosa succede. La stoppata di Mosley su un tentativo piuttosto pigro da parte di Maganza. (5-19), servito Anderson che riceve e spara da 2. Un'altra conclusione al limite dei 3 punti per Anderson, che ha tirato 3 volte dai 6 metri. Peccato, perché qualche centimetro in più sarebbe stato valido per 3. Comunque mamma mia che palla che prende Mosley, pallone centrissimo da Gueye, che poi prende la tripla ancora una volta. Non ce lo ricordavamo così preciso dall'arco Ousmane Gueye, giocatore che ci ricordiamo aver militato anche con la maglia di Verona. 54-39, 15 punti di vantaggio. Recupera dopo il rimbalzo, dopo l'errore da parte di Prato De Nicolao, ma Imola fa tremendamente fatica ad andare a segno. Ecco qua Prato, ci voleva 11 per Prato. (4-25) riceve Mosley, che poi, mamma mia che canestro che segna Mosley. Non capiamo come abbia fatto a far passare il pallone in quel modo così incredibile. 13 per Mosley, ma Recanati segna ogni volta che va di là. Sbaglia invece Anderson, contropiede, 4 contro 3 di Recanati con Terenzi che va a segnare un altro gran canestro. Squadra fino a questo momento veramente impressionante, quella di Recanati, che a parte i primi 5 minuti sta giocando una pallacanestro sensazionale. Sì, ma adesso per loro è tutto troppo facile. L'Andrea Costa ha mollato un pochino anche psicologicamente, e questo non dobbiamo concederglielo, non dobbiamo pensare di aver già perso a 15 minuti dalla fine. Siamo troppo molli, siamo sempre in ritardo. Anche nell'ultimo contropiede Bartolucci doveva metterci un po' di cattiveria e almeno provare a fare fallo, fargli capire che il nostro canestro non è facile da violare. Invece per loro è tutto semplice adesso. Altro grande canestro da parte di Isaiah Sykes, con 2 miracoli, prima uno suo e poi in precedenza quello di Mosley. Prova a mescolare le carte Ticchi, che chiama fuori De Nicolao e Bartolucci. In campo Busciati e Norman Hassan. È ovvio che Imola sta giocando ora senza il suo leader principale, ma Recanati ha raggiunto il più 16 su 60-44, 3 minuti alla fine del quarto. Prato prova a continuare a dare la scossa, altri 2 per Prato, autore degli ultimi 7 punti dell'Andrea Costa, ma bisogna fare qualcosa di più in difesa, dove la squadra di Recanati va sempre a segno. Servito Gueye, ecco Mosley marcato da Maganza, decide di attaccarlo, poi fuori per Pierini, giocatore di assoluto senso tattico. Ecco Pierini, si prende la tripla, pallone lungo, rimbalzo Terenzi, extra possesso laddove la squadra leopardana sbaglia, arriva poi del rimbalzo d'attacco e allora così non si recupera mai. Pierini ora nell'angolo sinistro dell'attacco di Recanati, prende la tripla proprio Terenzi, indemoniato. 14 punti per Diego Terenzi, play di 20 anni, 190 centimetri. Ricordiamo anche Alessandro che la squadra di Recanati sta giocando senza Alessandro Zanelli, febbricitante. Sì, che è un tiratore assolutamente mortifero, e questa sera non può essere in campo, ma non stanno sentendo la sua mancanza, anche perché stanno tirando veramente molto bene da fuori. Comunque in questo secondo quarto gli sta riuscendo veramente tutto bene, e anche merito
o demerito, diciamo così, di una difesa assolutamente rivedibile, che lo stesso coach Ticchi non è contento per niente. 4-6-6-3 con 17 punti e palle in mano per Recanati. Imola rischia il severo KO casalingo, il più severo KO casalingo della stagione. Prova a tirare da casa sua Usman Gueye. È la nona tripla per Recanati, che ha trovato un paio di canestri clamorosi. Recanati ha segnato 26 punti in 8 minuti e mezzo di terzo quarto, e mi sento di dire che al di là dei limiti della difesa imolese, squadra giallo-blu ha trovato delle conclusioni stratosferiche. Anderson a testa bassa si alza per il tiro, ma vede il cielo oscurato dai tentacoli di Mosley, vuole correre indemoniata la squadra ospite che ne ha 20 di vantaggio. Pierini serve Gueye, protagonista di questo terzo quarto. Sykes con un po' di spazio per la tripla, la rifiuta, va dentro, prende la linea di fondo, si arresta. Un po' complicato ora l'attacco ospite con Terenzi che tira ancora da 3 punti e sbaglia questa volta. Rimbalzo Anderson, ultimo minuto dell'incontro. Prato rischia il passaggio, Sykes continua a difendere come un ossesso. Il parziale del quarto è 14-26 per Recanati. Minuti di riposo anche per William Mosley, rientra in campo Lorenzo Galmarini. ...43 secondi. Recanati che ha segnato 66 punti, ma di fatto ne ha segnati 56 veramente negli ultimi 20 minuti, perché il primo quarto aveva fatto pochissimo fino almeno a 8-9 minuti. Spinge Anderson su Pierini. 2 liberi per Attilio Pierini, come detto 12° anno di militanza con i colori giallo-blu. È cresciuto nel settore giovanile di Porto Recanati, dove ha svolto tutta la trafila, poi ha giocato a Porto San Giorgio e Castel Raimondo, poi 12 anni appunto con la squadra leopardiana. È anche il figlio del presidente, dopo aver disputato playoff e 3 finali promozione, ha segnato oltre 4.000 punti con la maglia recanatese. Primo punto per Pierini. Recanati 67, Imola 46, ultimo attacco, 21 punti di disavanzo. Farà tutto da solo Carvel Anderson, che tira e sbaglia. Finisce il terzo quarto con Imola sotto di 21. Mai vista Imola così in difficoltà fra le mura amiche. Prende il largo assolutamente Recanati. Con queste facce qua sicuramente l'ultimo quarto diventerà garbage time. Andrea Costa adesso deve reagire, anche se non riesce ad arrivare a pochi punti dagli avversari, però deve almeno far vedere al pubblico che c'è ancora in questo torneo, e che le prossime 3 partite casalinghe il pubblico deve ancora riempire il Palarozzi, altrimenti andare in vacanza già a metà marzo mi sembra un po' presto, sinceramente. Da parte di Jacopo Preti, che segna 2 bei punti in tappin volante. 69-51. Gueye prende, poi va sotto, prova una roba abbastanza impossibile. Arriva la correzione da parte degli arbitri.
Allora, mi era sembrato che un arbitro fosse andato a correggere l'altro, in realtà hanno mantenuto la loro decisione. Guillén Demoniato va sotto, ma il canestro non è valido perché arriva oltre il 24esimo secondo. Nel frattempo è arrivato in campo una palla di carta, ragazzi, stiamo tranquilli. Purtroppo nell'azione precedente era soprattutto Norman Hassan che chiedeva a Galdabini, mi sembra, di autoaccusarsi di aver toccato la palla. Tanto il punteggio sta scritto 69-51, sicuramente ormai è meglio non fossilizzarsi su queste cose, guardare avanti, provare a giocare in attacco. È ancora lunga, ci sono 8 minuti, può succedere di tutto nella pallacanestro, però le speranze dell'Andrea Costa di raddrizzare questa partita sono veramente ridotte al lumicino. Si vede comunque all'interno della squadra dei Recanati come Giancarlo Sacco abbia plasmato una formazione che rispecchia la sua esperienza, serietà e competenza, giocatore che ha un'esperienza ultra trentennale sui parquet di tutta Italia con 2 finali di scudetto nel suo palmarès, giocatore, anzi allenatore alla seconda stagione con la squadra dei Recanati. L'anno scorso Recanati si salvò nella 2 Silver a 3 giornate dalla fine, quest'anno ha fatto molto meglio proponendosi come squadra da playoff. Riceve e sbaglia la conclusione Galmarini, rimbalzo conquistato da Sykes nel nulla della difesa imolese. 7-1, 5-3, 18 di vantaggio per Recanati, con Maganza che questa sera un po' l'ombra di se stesso. Prova Anderson ad aprire la scatola ma sbaglia anche lui, e poi il fallo è contro Imola. Quarto fallo di Maganza. Questa sera sia Maganza che Bartolucci non hanno fatto granché. Assolutamente no, speriamo che sia solo una delle tante giornate storte che ci sono state in questo ultimo periodo, e sicuramente appena dalla parte opposta si è svegliato Mosley è stata notte fonda per i lunghi dell'Andrea Costa, un po' come era successo già nella gara di andata di Porto Recanati. Formazione che continua a risultare ostica per Imola. Sbaglia l'anticipo Busciati, Sykes pesta la linea di fondo. Servirà naturalmente a ricaricare le pile per Imola, perché domenica prossima arriva Chieti, che è una squadra certamente meno forte di Recanati, ma con questo spirito si rischia grosso anche contro i teatini. Dentro Hassan che prova a inventare, il pallone gli esce, rimbalzo conquistato da Ili Antonio, raddoppio di marcatura su di lui. Generoso il tentativo di Preti e Bartolucci, che sono gli ultimi ad arrendersi. Imola che poi dovrà giocare, come detto, in casa anche contro le prime 2 della classe, contro Ravenna e contro Treviso, 2 partite che serviranno a dare sicuramente un po' sale al fine di stagione, un po' così senza troppi obiettivi di Imola, che comunque, lo ripetiamo ancora una volta, il suo campionato più che brillante l'ha fatto salvandosi con svariate giornate di anticipo. E ovviamente ora nulla si può dire alla squadra di Giampiero Ticchi di quest'anno, che ha fatto assolutamente dimenticare le nefandezze dell'anno scorso con quella retrocessione con appena una vittoria su 30 giornate. 73-53, Ventello sempre scritto sul cronometro, con Recanati che continua a difendere. Imola ha segnato appena 53 punti, Busciati tira da 9 metri, segno di come non ci siano veramente più idee per Imola. Sbaglia anche Anderson, che dopo un buon inizio ha sbagliato tutto quello che c'era da fallire. 10 su 24 da 3 per la squadra ospite, che va a segno con Galmarini. Imola tira da 3 con 4 su 18, troppo poco per una squadra che ha fatto del tiro da 3 punti il suo credo, 21 su 58 totale. Si va veramente poco in là. Imola che tra l'altro ha preso solo 7 rimbalzi tra terzo e quarto fino a questo momento, segno di come la squadra ospite non abbia quasi mai sbagliato. C'è spazio anche per Guazzaloca
oltre che per Prato. Esce Preti, esce anche Busciati, visibilmente stanco. Due liberi per il pesarese Andrea Bartolucci, l'anno scorso proprio a Pesaro in A1. Per lui Castel San Pietro, Pesaro, Rovereto, Novellare in B2, poi Trieste in B1, Fossombrone in B2, Pesaro in A1, Ostuni ed Empoli, anzi Empoli e Ostuni in B2 prima dell'esperienza di nuovo a Pesaro. Bartolucci fa 2 su 2, arriva a quota 6, 75-55. Fallo di Gueye con il blocco irregolare, secondo fallo per Ousmane Gueye. Prato prende di fondo, alza la parabola, mano mancina, sbaglia Sykes, utilissimo anche a rimbalzo. Slalom fra la difesa avversaria, torna sui propri passi. Un po' di ball handling per Isaiah Sykes. Riceve Galmarini, alza la parabola, segno anche Galmarini. 77-55, Recanati che anche con i giovani fa malissimo. 14 lo ricordiamo per Diego Terenzi con 4 triple. Ci prova dall'altra parte Prato, ma Imola da 3 questa sera è assolutamente nulla. Prova anche Hassan, diventa un po' un tiro al piccione questo qui, con Imola senza speranze ormai. 55-77, la classica serata in cui tutto va male, insomma Ticchi sconsolato continua a fare cambi, ma cambio per Recanati. Andrea Conini con numero 9 sostituisce Isaiah Sykes al numero 3. va in panchina Isaiah Sykes, gli applausi del suo pubblico. Ricordiamo che anche Mosley ha preso la via della panchina e ora la formazione ospite è tutta italiana. Pallone per Galmarini che si addormenta, Anderson la recupera. 4:20, desiderio che la gara finisca ora prima possibile. Bartolucci rischia di perderla. Servito di Nicolau in angolo, ancora Bartolucci, bella palla, sbaglia e rimbalzo, e ancora una volta di Ousmane Gueye. Con Eli Antonio che si prende questa tripla, va a sbagliare. Rimbalzo di De Nicolao che poi va a sfondare in attacco. È giustissimo il fallo, qualcuno del pubblico sta lamentando, anche la panchina di Imola si era alzata in piedi, però il giocatore in difesa era nella posizione corretta, era completamente fermo. De Nicolao gli è andato, si è scantato addosso, sicuramente ci sta il fallo adesso. Fa parte anche del suo progetto di crescita, l'abbiamo detto anche nel primo tempo, mi sembra, o a inizio terzo quarto. Nicolao è un ragazzo che è arrivato in estate molto timido, praticamente con poco playmaking, anche perché aveva giocato veramente poco a Domegna la scorsa stagione. Quest'anno sta crescendo tanto, ha fatto vedere bellissime cose e non solo al tiro. All'inizio spesso non prendeva neanche dei tiri anche facili da fuori. Ultimamente è diventato anche il miglior marcatore dell'Andrea Costa in alcune occasioni a livello di percentuali. Adesso per lui domani parte e va a fare 2 giorni a Roma col nazionale sperimentale. Sicuramente anche lì si può far vedere da tutto l'ambiente. Tre minuti e 29 secondi.
Direi nel frattempo, Alessandro, che possiamo spendere qualche parola per Recanati e per le sue ambizioni, anche dando un'occhiata alla classifica. Questa è una squadra che può veramente dire la sua anche nella lotta per la promozione, perché Ravenna la vediamo in forte crisi dopo la pesante sconfitta in quel di Omegna. Rimane comunque al secondo posto della classifica, ma Recanati con questa vittoria le va a 2 punti. Recanati è sicuramente una squadra molto interessante, ha 2 americani molto rodati che fanno anche dello spettacolo, e comunque è un gruppo anche piuttosto giovane, con l'esperienza di Lowers possono andare molto avanti. Ravenna infatti ha preso, come si dice dalle nostre parti, una sonora suonata ieri sera in quel di Omegna. Omegna è un campo difficile, sono molto forti, sono in un periodo molto positivo, ci può stare una sconfitta, ma non di quelle proporzioni sicuramente. È anche vero che Treviso è una squadra, è in metà alla classifica, è una squadra molto interessante, sicuramente arriverà prima in questo campionato. Quinto fallo nel frattempo di Marco Maganza, mentre la classifica ci conferma anche che Piacenza, dopo la vittoria di ieri, sta provando a rimettere un po' di sale in coda per la lotta per non retrocedere, provando a inglobare Matera. Ci sono un po' di fischi per Lowers, non so se Luca Monduzzi abbia visto qualcosa in più. Trovo, ti dico, stavo impegnando quasi a scrivere la parola fine sull'articolo del pezzo, se non ho visto. Diciamo che il pubblico ora ha un po' puntato a giocatori come Lowers e Eli Antonio, che prima si è reso protagonista di un piccolo gesto di stizza. Forse diciamo è un po', la partita ha ormai perso l'interesse, il punteggio è acquisito, la vittoria di Recanati è cosa certa. Peccato vedere questo finale. Sì, anche perché voglio dire, è la prima gara un po' così negativa di Imola, non capiamo perché il pubblico stia cominciando a tirare di tutto in campo, voglio dire, ce l'hanno evidentemente con Lowers. Purtroppo Dimitri Lowers deve aver risposto a qualche tifoso dell'Andrea Costa, i tifosi si sono inferociti, però questo non deve succedere. Sicuramente a mio modesto avviso ha sbagliato anche Busciatti ad alzarsi, a prendere tecnico sul meno 23 in questo caso. Finiamola questa partita il prima possibile, per favore, finiamola. Anche in questo caso Lowers, dall'alto della sua esperienza, deve evitare di fare queste scene. Assolutamente sono assolutamente da censurare. Strano, perché è un ragazzo intelligente, è un ragazzo che ha molta grinta, ha sempre giocato molto bene nella sua carriera, però poteva risparmiarsela, così come anche il pubblico di casa deve risparmiarsi. Sicuramente ci sarà una multa anche molto, molto pesante per la società, va tutto a danno della società Andrea Costa. Sì, anche in questo caso avete visto, ha tirato il libero di tabella con tanto di dedica così plateale al pubblico che l'aveva beccato, un brutto gesto, si è preso il tecnico, adesso però meglio che tutto rientri. Si è accesa tra le tifoserie una situazione in una gara che tra l'altro non ha veramente più nulla da dire. Sull'81-57 c'è il momento, direi, di maggior climax della partita, con assegno nel frattempo Anderson con il tiro libero del tecnico. Insomma, alla fine il gesto di Lowers frutta un tecnico e insomma tanti insulti, ma una brutta pagina in una partita che per Imola è stata veramente orripilante. 2 minuti alla fine, la speranza è che non succeda più niente da qui alla fine, né nel campo né fuori. Galmarini va a sbagliare. Sarebbe la classica gara che nel calcio avrebbe già visto gli arbitri dare il triplice fischio di chiusura ancora prima del 90°. Sì, assolutamente. Qua
i ragazzi non vedono l'ora di andare in doccia, probabilmente anche il pubblico inizierà a sfollare molto presto, e forse aveva già iniziato a sfollare se non c'era stato questo siparietto dei 2 falli tecnici consecutivi. Ricordiamo, sicuramente ci sono stati degli errori da parte del pubblico, ci sono stati gli errori da parte di Lauers ed anche da parte di Busciati, che si è preso quel tecnico alzandosi dalla panchina. Però ricordiamoci che è una partita di pallacanestro, Imola è sotto di 25, era sotto di 25, o comunque a babbo completamente morto. Finiamola. In questo caso c'è stato un danno notevole per la società. (83-58), 25 di vantaggio. La classica gara storta questa sera al Pallaruggi per Imola, che aveva perso appena 2 gare, quando ancora la motivazione era molto alta. Oggi Recanati, intanto bella tripla da parte di Federico Guazzaloca. Dicevamo oggi che insomma Imola ha un po' calato la tensione, poi di fronte a un avversario come Recanati ci poteva stare una sconfitta. Peccato che le dimensioni di questa sconfitta siano così ampie. Entriamo per fortuna nell'ultimo minuto di gara. Tra i migliori marcatori Mosley con 16 punti, 14 di Terenzi, 16 anche di Sykes, 11 di Gueye per gli ospiti. Preti va a sbagliare un'altra tripla, rimbalzo conquistato da Galmarini. Imola solo Prato e Anderson in doppia cifra con 13 e 11 punti rispettivamente. Fallo di Preti e 2 tiri liberi per Matteo Clementoni, una classe 1996, giovane che dunque ha la possibilità di mettere i suoi primi 2 punti dell'incontro. Direi ora, Alessandro, l'obiettivo è quello di ricaricare le pile per la prossima gara di domenica prossima contro Chieti. Sì, assolutamente, non bisogna sbagliare 2 partite consecutive, soprattutto Imola sin d'ora, se non sbaglio, ne ha perse 3 di fila. Bisogna evitare questo record negativo di 4 sconfitte di fila. In casa bisogna ritrovare fiducia. È ovvio che arriva un'altra formazione piuttosto forte, quindi non sarà facile, però questa settimana lo staff tecnico, i giocatori, la società ne parleranno di quello che è successo questa sera e dovranno trovare una soluzione, almeno di rendere le armi con onore e di uscire a testa alta. Eliantonio un cecchino da 3 questa sera. Bartolucci replica. Imola non riesce neanche a tagliare il traguardo dei 70 punti questa sera, mentre Recanati è vicinissima a tagliare quello dei 90. Per come era partita la gara era impronosticabile una cosa del genere. Ricordiamo il 16-10 stampato sul tabellone al 7° minuto. Poi Recanati è riuscito a farne 78 in pochissimo tempo. Sbaglia ancora Bartolucci, anzi sbaglia questa volta Bartolucci, e l'ultimo pallone sarà per Recanati, che farà congelare il pallone. Finisce 88-66 questa 25esima giornata di campionato. Poca gloria per Imola, incappata nella classica serata storta. Nulla di più da aggiungere da Fabrizio Turrini, Alessandro Salvini e Luca Monduzzi. L'appuntamento è alla prossima occasione interna, cioè domenica prossima, dell'Andrea Costa Imola.